Carissime amiche, carissimi amici, buongiorno. State bene? Sicuramente bisogna stare in forma perché ormai il Natale si avvicina e quindi dobbiamo prepararci per questa che è una delle festività più importanti di tutto l'anno. Oggi è una giornata molto fredda, per cui non andremo in giro. Conviene stare all'interno del museo per scoprire qualche altro suo aspetto. Voi sapete che la Villa Puricelli, del conte senatore Puricelli, fino al 1950, tra le varie attività, aveva anche quella di essere un'azienda agricola. Tutti i campi intorno erano coltivati e accanto alla villa c'era una grande corte dove adesso si trova il museo. Questa corte era formata da vari stabili e lo è tuttora. Una parte erano utilizzati come scuderie. Un'altra parte invece era utilizzata come stalli e qui venivano tenuti tutti gli animali, venivano tenuti i carri agricoli e poi anche il fieno quando veniva tagliato per poterlo poi riutilizzare. Questo che vedete qui in fondo è un portone all'interno del quale il conte senatore Puricelli teneva la propria carrozza, mentre invece questo grande cancello è il collegamento con la villa che molti di voi conosceranno perché è il passaggio attraverso il quale gli ospiti vengono molto volentieri a visitare tutte le settimane in piccoli gruppetti il museo. All'interno della corte c'è un edificio molto piccolo e molto particolare perché, pensate un po', era il pollaio. Sì, qui venivano tenuti i polli, le galline, i tacchini, che sotto le festività sicuramente erano un po' preoccupati pensando alla fine che avrebbero fatto di lì a qualche giorno. Bene, l'interno del pollaio è diventata una delle stanze del museo e si chiama la stanza del profumo del lavoro. Perché profumo del lavoro? Perché ci sono all'interno tutte le macchine che una volta venivano utilizzate per lavorare o nelle officine oppure venivano utilizzate dagli artigiani quando si recavano nei paesi, per esempio per cardare la lana, piuttosto che per arrotare i coltelli e così via. La stanza si chiama stanza del profumo del lavoro, perché se voi entrate sentite ancora adesso un certo odore di grasso, anche abbastanza intenso, dovuto al fatto che le macchine sono tenute in efficienza. Però il lavoro, come diceva il grande poeta Rodari, non puzza mai, semplicemente emette un buon odore. Adesso entriamo. Chi ha lavorato in un'officina certo si ricorderà queste grandi macchine utensili complicatissime da utilizzare e pensare che oggi per metterle in funzione basta schiacciare un bottone. E poi i tavoli da disegno, quando venivano fatti tutti a mano. E le signore si ricorderanno certo le ore passate sulle macchine da cucire. Questa è una piccola macchina da cucire di fine 1800, una delle famosissime Singer.
vi sono anche macchine più importanti che venivano utilizzate per cucire gli abiti oppure come con questa per rifinirle. Il lavoro del ciabattino, quando cuciva con queste macchine particolari le scarpe e poi le metteva in forma e poi inchiodava. Quanti ricordi, quanti mestieri oramai terminati. Quando c'erano ancora i materassi con la lana, la stessa col tempo si schiacciava, si infiltriva e quindi era necessario spezzare i vari fiocchi di lana affinché ritornasse ancora soffice. Questo lavoro spesso veniva fatto dalle nonne manualmente ed era veramente molto faticoso. Quando ero ragazzo abitavo in una casa che aveva una grande corte. Una volta all'anno arrivava il cosiddetto lanaiuolo al quale si portavano materassi e cuscini. Veniva estratta la lana e con questo apparecchio, si chiama gondola dalla sua forma, si faceva l'operazione di cardatura della lana, per cui spezzati quelli che erano i fiocchi, la lana ritornava ancora ad essere soffice come se fosse stata nuova. Al museo è conservato ancora uno di questi attrezzi, uno dei pochissimi ancora in circolazione. È arrivato l'arrotino, arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli a prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino. E che festa poi quando arrivava l'arrotino. Al museo c'è uno di questi carrettini che ha più di 100 anni. Vi voglio far vedere un'ultima cosa, la macchina per lavorare a maglia, quando spesso fino a notte inoltrata si facevano in casa maglioni, maglie e quant'altro. Bene, la nostra giornata di lavoro è terminata, possiamo uscire dall'officina, ma ricordiamoci di timbrare il cartellino. Carissime amiche e carissimi amici, mi auguro che questa carrellata nei mestieri d'una volta sia stata di vostro gradimento. Non mi resta che augurarvi buon Natale e un augurio grandissimo per un sereno e felice anno nuovo.